Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. Oggi siamo qui a giocare delle amichevoli a 10 minuti. Siamo contro il Joker da 2000 punti elo qui su chess.com. Vediamo come andrà a finire questa partita. Cercheremo di giocare le prime mosse abbastanza velocemente in modo da non avere rotture dei balls, dato che non c'è l'incremento, sono solamente 10 minuti, 10 minuti e quindi bisogna... Ok, mi offre il pedone B7 che è molto 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 allettante. Ok, ecco, il brutto di giocare le partite amichevoli è quello che se tipo fanno un errore abbandonano subito. Qui sicuramente avrei catturato e poi avrei fatto, non lo so, non lo so, abbandonato, forse questa era particolarmente forte per lui, sì, sì, cioè era particolarmente forte per me. Donna per B7 e niente, avrebbe dovuto togliere il cavallo, fare cavallo G in E7, ma dopo questo alfiere dove lo sviluppi. Va bene, ce ne facciamo un'altra, 10 minuti. Un tempo che non gioco praticamente mai. Non gioco praticamente mai 10 minuti, però ammetto che sono le partite più belle. 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti. Questo è il consiglio che do soprattutto per chi è all'inizio. Giocare Blitz 3 minuti, 5 minuti è veramente cazzeggio. Una volta chiesi a un mio insegnante, dissi, ma tu come fai a riprenderti, 2188, tu come fai a riprenderti dopo una sconfitta? E lui fa, ma hai perso a che minutaggio? Cioè a 3 minuti, fa, 3 minuti, ma a 3 minuti non è scacchi, vai tranquillo. Quindi, ok. Siamo contro Tunglai GMN, è un GM, non sarà mai un GM, altrimenti non aveva questo punteggio, però io non lo sottovaluterei, così come non sottovaluterei ora questa mossa ignorante di A3 che serve a proteggermi da queste cose, quindi va bene. Ok, mi è andata in fortuna col bianco contro questo giocatore molto forte. Adesso io farei questa che è di routine. Lui potrebbe fare questa e quindi cambiare il suo cavallo con il mio alfiere. Però non so che cosa farà. Ok, ha cambiato alfiere per alfiere. Adesso cavallo C3, alfiere 2 e ce la giochiamo. Alfiere C4. Alfiere C4. Alfiere C4. Bene, bene, massima concentrazione contro questo giocatore che è veramente forte. Ok, inchiodatura su questo cavallo. Potrei pensare, ragazzi, a un torre H4. Di contro tu potresti giocare G5. Quindi non funziona. Non so se arroccare oppure no. Perché il re secondo me qui potrebbe stare bene. Ora comunque si minaccia anche la spinta in E5. Quindi devo prendere assolutamente provvedimenti contro quel tipo di spinta. Alfiere 2 mi sembra un po' passiva, però non vorrei ritrovarmi a doverla fare. O semplicemente donne 2 e me ne frego di sta roba qua. Me ne potrei fregare. Però dopo donne 2, cattura, cattura, spinta, cattura, cavallo qui, devo comunque tornare poi alla difesa di questo punto. O a meno che me ne frego, metto l'alfiere in D3 e ho 3 attacchi qui sopra. Ok, proverò a giocare in modo aggressivo. Gioco questa. Me ne frego di impedonature, cose varie. Non so se farò bene. Il re rimarrà al centro a questo punto o al massimo al rocco lungo. Però questa colonna H aperta non voglio farmela sfuggire. Ok, ha spinto come immaginavamo. A cazzarola, non posso giocare poi alfiere di 3. Piccolo errore di valutazione, però posso giocare di 5. Posso giocare di 5.
Non mi piace troppo questa struttura pedonale, poi lui c'ha donna F3, però D5 potrebbe dare delle soddisfazioni. Cattura, cattura, cavallo in E2 e su G4 lui ha questo cavallo. E io c'ho poi donna F5. Lui c'ha G6. Torre di 1 posso giocare nel frattempo. Lui metterà la donna in E7. Ok, torre di 1. Ma D5 non è male, D5. Cavallo in A5, alfiere D3. Se cattura qui perde il punto. Dai, D5 mi ha convinto. Mi ha convinto D5. Cavallo in A5, alfiere D3. E gioco su questa pressione. Il problema è se lui giocherà a un certo punto G6, perché io non ho più l'alfiere scuro e sarà un bel casino. Ok, ora non può ovviamente, come dicevamo, catturare qui perché c'è sotto il punto H7. Non appena giocare a G6 dovrò consolidare. Me la fai giocare? Questa mossa, sei sicuro? Sei sicuro di questo che hai fatto, amico? Così però prendi le scoperte. Oddio, no, non che ci fosse qualche scoperta particolare. Re in H8, non c'è nulla di... Sì, bene, abbiamo vinto ragazzi, non chiedetemi cosa sia accaduto. Giocato da 2188 punti, analizziamo tranquillamente la partita e vediamo che cosa è accaduto. Sì, non so perché abbia giocato in modo così sconsiderato, c'aveva tutto il tempo del mondo. Ok, alfiere, questo è un piccolo consiglio che do a tutti. Quando, siccome l'abbiamo detto 200.000 volte nell'accademia, quindi video su YouTube, cavallo C6 non è una mossa precisa perché nelle partite di donna, cioè quando si apre di 4 di 5, il pedone C è importantissimo e quando il vostro avversario ferma il pedone C dovete sempre fare qualcosa di interessante. Un maestro una volta mi disse di giocare a 3 subito quando fanno questa mossa. Un'altra possibilità molto interessante è F4. F4 poiché il fatto che lui abbia chiuso questo pedone C impedisce all'avversario di giocare questa mossa e quindi di rompervi le scatole qui. Detto ciò, andiamo avanti. Alfiere C5 e 3. Ora ovviamente ci sono sempre veramente questi tipi di entrate, quindi dato che voglio giocare C4 e voglio anche mettere il mio alfiere in C3 perché poi dopo che lui arriva in B4 a un certo punto mi costringe a giocare alfiere A3 o a meno che a cavallo C3 torre C1, però diciamo che A3 comunque è una mossa che normalmente si fa. Diciamo, mi ha fatto perdere un po' di vantaggio, diceva che alfiere B5 era ottima, era la migliore. Era la migliore, la partita sarebbe continuata in questo modo. Cavallo E5, facevo pressione su questa inchiodatura e dopo cavallo D7, cavallo per C6, guadagnavo un pedone. Ecco, motivo per cui questa difesa non funziona. A6, ok, alfiere D6, qui diceva alfiere G5, la mia ritirata come la valuta? Ok. Dice che era la migliore l'altra, però poi fai questa volta dice che era la migliore. Ok, fin qui tutto ok. Cavallo in D2 mi diceva. Cavallo in D2 con 0,79 di valutazione, cavallo in C3 0,75. Cavallo in D2. Ah, forse per connetterlo all'altro cavallo. Forse è questa la motivazione. Alfiere qui e qui dice torre C1 oppure alfiere 2. Vediamo come valuta donna C2. Ok, dice che è addirittura migliore. Ottimo. Donna C2 ottimo. Catturo un'imprecisione più 2.10 e dopo la spinta in D5, attenzione, c'è qualcosa che non ho visto. Diceva che D per E5 era mortale, più 4 per il bianco.
Perché immortale? Adesso ormai sono curioso. Dice che c'era torre di 1 intermedia, e dopo donna per esempio in E8, c'era cavallo D5, non l'avrei mai giocata. Ah, ok, si fa sempre leva su questo cavallo che deve tenere questo punto, quindi si va a rompere le scatole con un cavallo. Qui avrebbe potuto giocare questa forse, e qui c'era questa. Ok, è parecchio complicato, non l'avrei mai vista onestamente, o forse con molto più tempo, ma veramente complicata. D5 in imprecisione mi fa perdere 2 punti di vantaggio. Cavallo in E7 era la migliore, esatto, perché adesso ho alfiere D3. Qui doveva giocare G6, qui dice che la risposta migliore è G6 e a questo punto avrei giocato B4, avrebbe comunque perso il cavallo. Interessante. Interessante. Mentre qui è blanderata, esatto, blanderata, alfiere per... Ecco, tra l'altro qui, vabbè, mi ha mangiato col cavallo e si è preso il matto, no? Ma se avesse giocato l'unica mossa disponibile, qui non so come avrei continuato, perché appunto, è vero, tolgo l'alfiere, ovunque ci sono gli scacchi di scoperta a parte la torre, ma qui addirittura il computer mi dice lascia lì l'alfiere, gioca torre in D1. Volevo sapere se potevo giocare, ok, torre D1, e qui non so, per esempio, ok, G6 non l'avrebbe mai giocata, per esempio donna in E7, dice alfiere G6, re in G8, alfiere in H6, cosa mi propone la patta qui? Non ho capito. H8, alfiere F5, scacco, re G8, D6, mamma mia, ma anche questa onestamente non so se l'avrei giocata, cioè come lo sostieni quel pedone? Però giustamente tu dici come lo difendi, dopo per esempio donna E8, B4, cavallo va in C4, unica mossa disponibile, ancora alfiere H7, ogni tanto si gasa, dice alfiere H7, re H8, alfiere D3, è certo, fa sempre questa mossa per avere sempre lo scacco di scoperta, è giusta come mossa. Re G8 e mi catturo anche il cavallo. Bella situazione. Diciamo che insomma avrebbe tenuto sicuramente più a lungo la posizione, e può essere anche che una di queste tattiche sicuramente mi sarebbe sfuggita e magari la posizione si sarebbe ribaltata, e invece blanderata di questo tipo, strano per un giocatore del suo livello, dato che insomma su successo i punteggi sono abbastanza quelli. Comunque, bene, ci fa sempre piacere quando succedono queste cose. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!